Beh, la prima domanda è d'obbligo. Qual era il tuo ambiente familiare? E quali erano anche le opinioni politiche? Beh, ambiente familiare. La mia mamma è di origini contadine, cividalese, e mio papà è meridionale, sono un figlio dell'Unità d'Italia. Mio papà è meridionale e faceva il commerciante. Mio papà è stato un resistente, è stato deportato nei campi di concentramento, a Erbrook, Buttacau, e quindi io ho sempre sentito parlare appunto della guerra, del fascismo, del nazismo, dell'oppressione, della violenza. E sono cresciuto insomma, in questo clima. Papà era un socialista nenniano e ho avuto un'educazione in questa direzione, diciamo, molto legata all'umanità. Papà era uno che voleva bene all'umanità. È stato educato alla lealtà, a non sopportare la violenza, la sopraffazione, e che mi è anche costato fin da subito. Oggi si parla tanto di questi gruppetti di violenza, di questo bullismo, eccetera, eccetera. Io ho cominciato subito a misurarmi in questa realtà. Infatti potevo avere 9 anni, 5 anni, 10 anni, quarta, quinta elementare per intenderci. Avevo preso le difese di un compagno che veniva continuamente tormentato da un gruppo di ragazzi così, e io solo ho preso le sue difese più volte, finché un giorno ne presi tante dal gruppo che mi portarono a casa in braccio. Siccome questo poi era figlio di un medico, corsi a casa, disse al papà cosa era successo, e questo venne a casa mia, mi medicò le mani perché mi schiacciarono le mani con gli scarponi proprio, no? E mi meritai già allora un regalo da parte di questo signore, un libretto, Marcellino Pane e Vino, era appena uscito, quindi eravamo 54, 55, con la dedica al ragazzo più leale e coraggioso di Cividale, cosa che è andata perduta, però lo ricordo così come lo dovessi raccontare ai miei nipoti. Qual era l'ambiente e le opinioni politiche a Cividale in quegli anni? Non so se posso dire di essere stato l'unico, non ne conosco altri, che appunto all'età di 10 anni, 9, adesso non ricordo esattamente, mi sono fatto un pomeriggio in camera di sicurezza, in prigione, no? Che fu una violenza da parte delle forze dell'ordine, della pubblica sicurezza, perché cos'era successo? Io racconto queste robe per dire qual è stata la mia esperienza. Cos'era successo? Andavo a dottrina e si andava sempre un momento prima per poter giocare un po' nel cortile, a Cividale, nel Duomo, c'è un cortile dietro dove c'è la gradinata per salire sul campanile. E un giorno si giocava all'assalto al castello. Cioè 10 ragazzi sopra gli scalini, 10 sotto, e quelli sotto dovevano conquistare la posizione di sopra. Se non che cade uno in questo tira e molla, cioè gradini stretti, la pedata molto stretta, alti, pietra del 500, spigolosa, caduto, si è spaccato il sopracciglio e lì è venuto fuori, lo fu portato all'ospedale. Se non che tutti scapparono, fuggirono. L'indomani vado a scuola, torno a casa a pranzo, era mia abitudine andare un momento ai giardini pubblici, no? Scaricare le tensioni una mezz'oretta, poi con la mamma tutta raccomandata, torna a casa presto, devi fare i compiti, le solite cose, no? Vado appunto ai giardini, saranno state le 2, così 2:30, se non che si presentano 2 signori
mi chiede, sei Antonio De Lucia? Sì, sono Antonio De Lucia, devi venire con noi. E mi presero uno di qua, uno di là e mi portarono in questura, no? E io mi vedevo come Pinocchio in mezzo ai due carabinieri neri. Cosa vogliono questi qua? Vabbè, mi portano dentro la questura di Cividale, mi fanno un interrogatorio. Chi è stato, chi non è stato, sei stato tu. Nel parapiglia uno cade, lì se c'era un responsabile era il sacrestano, che era lui che aveva la responsabilità della sicurezza dei bambini, mica io. Fatto sta che a chi non dice la verità noi lo mettiamo in prigione, prendono e mi mettono dentro in prigione. E un poliziotto da dietro lo spioncino armava e disarmava la pistola, no? Dicendo a chi non dice la verità noi gli spariamo. E io ero lì rimbecillito. No? Fortuna che mi mulinavano nella testa le storie di mio padre, no? Fu anche lui arrestato via Spalato. Cioè. Allora nella mia testa di bambino piccolo mi dicevo, ma fino a che sono da questa parte della porta sono dalla parte del giusto. E così verso le 19 mi lasciarono andare, tornai a casa e inventai una bugia. Dissi mi sono perso sul Monte dei Bovi. Potete immaginare la disperazione di mia madre, no? Perché ero vivacetto, insomma, no? Col natisone che era lì sotto. Poi, appunto, quella volta andavamo per i boschi, per i prati, lì si trovavano armi, munizioni, no? Oddio, e quindi questa mamma disperata a casa dei compagni, avete visto Nino, è stato qui, non è stato qui. E io ho detto la bugia. Le ho prese, una dritta e una rovescia, di quelle giuste come si faceva una volta, però la verità l'ho taciuta. Perché? Perché sapevo, e probabilmente questo era lo scopo della mia cattura. Sapevo che se lo diceva mio padre, questo andava in questura e piantava un putiferio numero 1, tale da prenderlo e metterlo dentro. Erano tempi di Gladio, parliamoci chiaro. E così la roba è andata. Ecco, questo è il clima in cui io sono cresciuto, gli stimoli, le passioni che mi hanno accompagnato nel crescere, nella vita. Mio padre era uno al quale piaceva parlare, un terong, come si dice, no? E quindi gli ambienti che frequentava, nel cuore di Cividale, c'era sempre il motivo no? La resistenza, la guerra di liberazione, eccetera, eccetera, e questo dava grande fastidio, creava situazioni di disagio. E probabilmente quello era uno scopo, perché avevano già tentato, dopo mi raccontò quando era un po' più grande, altri tentativi di incastrarlo, di fermarli, perché lo scopo era quello di denigrare, di mettere fuori, no? Queste persone che non rispondevano agli appellativi della destra di allora, ecco, perché era Cividale, era così. Poi tu sei stato avviato presto al lavoro, ecco, qual era il contesto di questa scelta, di questa linea? La prima esperienza durante le vacanze d'estate l'ho fatta che avevo 14 anni, sono andato a lavorare da un meccanico di motociclette, una carissima persona che mi raccontava poi delle sue avventure. Era stato a fare il meccanico a bordo dei battelli a vapore sul Mississippi. Si vede che aveva guadagnato qualche soldino ed era tornato in Friuli e aveva aperto questa officinetta, una roba modesta. L'anno dopo c'è stata tutta una storia, tutta una serie di situazioni e ho voluto andare a lavorare. Così sono entrato in officina ufficialmente nel 1961 e ho tolto la tuta nel 2006 e questo è stato il passaggio. Quindi esperienze scolastiche ne ho avute poche, insomma, ecco. Sono stato fortunato nel senso che ho sempre avuto bravi compagni di lavoro, quelli più anziani, e anche bravi maestri di lavoro, artigiani,
gente che sapeva di avere a che fare con giovanetti e quindi nel linguaggio, nonostante sappiamo i friulani bestemmiatori, non è che però devo dire che di fronte avevano un certo riguardo, sempre, e questo lo ricordo come una grande lezione, un grande, anche con tenerezza se vogliamo. Compagni di lavoro, il clima era quello lì, inizi anni 60, erano pochi in realtà che si interessavano di politica. Devo dire, non dico che era un'eccezione, di deportati, e deportati ce n'erano molti, ma pochi parlavano in famiglia, non era abitudine. Mio padre aveva vissuto questa epopea e la raccontava con passione, con roba, per cui mi ha preso. Altri era più difficile. Posso dire però che comunque già nel 63, potrei sbagliare un anno, ero iscritto alla FIGC, insomma, e quindi già i messaggi, no? Una visione, seppur elementare, della società, dell'insieme, c'era questa passione per l'umanità insieme. Come hai incontrato l'esperienza del 68? In genere si parla di un 68 studentesco, ma ci sono tante altre realtà, tante altre componenti che vanno analizzate e studiate. Certamente, è stato un momento importante, entusiasmante per certi versi, perché con le lotte, con questi studenti, questo movimento, tutte queste manifestazioni, si vedevano anche molti intellettuali, molti insegnanti, e questo mi confortava, mi dava l'idea che fossimo ormai incamminati verso la conquista definitiva del potere, diciamo, fra virgolette. Mi entusiasmava e quando potevo ero sempre presente alle manifestazioni. Manifestazioni che a volte erano anche, avevano preso risvolti violenti. Ricordo per esempio un passaggio così, sarà stato, non so io, 70. I fascisti avevano attaccato le scuole, gli studenti all'inizio di via Leonardo da Vinci, non so se era il Marinoni, se era il Marinelli, no? Cos'è lì, no? E è venuto fuori un parapiglia. Io lavoravo alla Renault, una concessionaria che era metà via Leonardo da Vinci. Arriva un cliente e dice: ma là è successo un disastro, stanno picchiando gli studenti. Se non che ci guardiamo in faccia fra operai, così senza dire niente né ai titolari, prendiamo sul furgone dell'officina, saliamo tutti dentro e andiamo in difesa di questi studenti. Devo dire che i titolari non ebbero non fecero nessuna rimostranza, non dissero no, ma non potete fare, insomma, accettarono di buon grado questa situazione. Era una tensione che forse, ecco, anche chi non era proprio coinvolto direttamente capiva i motivi e forse la necessità di questo movimento, di questo ribollire, no? Poi partecipammo noi lavoratori anche a diverse manifestazioni per l'università, per esempio, no? Riconoscere l'università. E ricordo un episodio che poi si mollava il lavoro, si andava lì con la tuta, così come eri vestito, eravamo in testa a questo corteo, insomma, dentro questo corteo. Il corteo si fermò e gli studenti, c'era un'occupazione, Palazzo Antonini, no?
E così andammo dentro per dare un aiuto, un conforto agli studenti, le robe, no? Ricordo c'era un compagno idraulico, il Silver, il quale così passando attraverso un corridoio buttò l'occhio e vide dell'acqua che usciva dai servizi, no? C'era un bagno, una turca otturata, una roba, al che si arrabbia, dice no, bisogna avere rispetto per la cosa pubblica, insomma, tornò giù, andò alla macchina che non so dov'era, prese la borsa degli attrezzi, venne, sturò, aggiustò le robe, insomma, no? Ecco, questi episodi che rimangono quasi un lavoro una solidarietà, insomma, al di là si capiva, si vedeva e se si poteva si aiutava, si supportava questa oggi la chiamiamo avventura. Ma... Complessivamente a Udine, qual era il clima politico della città? Cioè come si viveva questa situazione? Beh, la città, non so cosa vuol dire, la città forse più che parlare della città bisogna parlare dei borghi, no? Perché la città è sempre stata un insieme di eterogeneo, no? I borghi erano decisamente fedeli agli ideali della Costituzione, no? C'era un forte partito socialista, c'era il PC, c'erano il PSIUP, c'erano diverse realtà, no? Il sindacato era anche numeroso, insomma aveva, si viveva questa realtà come un confronto, uno scontro che insomma doveva avere una soluzione e guardavamo con fiducia, pensavamo che sicuramente avremmo risolto in maniera positiva per noi, no? Anche appunto perché c'era una ricca partecipazione di intellettuali, di persone che sapevano leggere, sapevano il momento e lo sapevano tradurre in termini e quindi eravamo tranquilli, eravamo sicuri di seguire una strada giusta. E analizzando poi il dopo 68, quali sono gli elementi che emergono? Quali sono le caratteristiche? Questo diffuso senso di stanchezza, di sconfitta? Forse gran parte di coloro che si muovevano sull'onda dell'emozione, sull'onda di un certo interesse immediato e quindi non un vero interesse culturale, etico, insomma, radicato culturalmente. C'è questo fatto, un po' interviene la stanchezza, no? E un po' viene meno quel principio della rivoluzione permanente, perché non si può, non puoi trascurare, perché chi ha perso è sempre alla ricerca di riconquistare il perduto e se tu credi di aver definito tutto ti sopraffa. La rivoluzione deve essere permanente e questo è purtroppo un sacrificio, o si è disposti a viverlo fino in fondo o se no si sa che si deve pagare lo scotto e io credo che alla fine noi non paghiamo gli errori che ci furono in dubbio, paghiamo questo rallentamento, questa stanchezza, questa caduta di ideali, non so come dire. Il senno di poi, ritorniamo lì, siamo allontanati, abbiamo pensato a una conquista definitiva,
qualcuno ha frainteso il senso di libertà, no? Libertà non è fare quello che si vuole. Non sei chiamato a dover rispondere, a dover ai tuoi impegni, no? Alle tue responsabilità di cittadino. Responsabilità, libertà forse significa, sai, quando si parla libertà di pensiero, no? Dal mio punto di vista si dice una grande stupidaggine, no? È come la Costituzione americana che dice il cittadino ha il diritto di aspirare alla felicità. E chi può impedire a uno di aspirare alla felicità? E chi può impedire a uno di non pensare quello che vuole? Abbiamo trascurato il fatto che la libertà di pensiero significa poter dire ciò che si pensa, cioè il diritto dovere di dire quello che si pensa, perché nel dire tu puoi portare anche un contributo, no? Come magari può essere, come succede, che si dice, no? E secondo me è stato frainteso questo senso e poi è scoppiato tutto quello che è scoppiato, no? Poi sono entrati, era l'epoca degli Eskimo, no? Dei jeans che io non ho mai portato, no? Perché fin da ragazzino, quando c'era questa grande moda, ne ho avuto uno, però io non so per quale, nessuno mi ha mai impedito di portarlo, sia chiaro, però a me sembrava sempre la parte inferiore di una divisa da carcerato, e quindi l'essere tutti uguali non è avere i pantaloni uguali, no? Il discorso è diverso, no? Essere uguali davanti alla legge, alla società è diverso, non è portare tutti i pantaloni uguali. E cosa succede? Succede che viene fuori questa parola che è venuta fuori, l'hollywoodismo, no? Sono venuti fuori questi film, La febbre del sabato sera, che hanno stravolto il modo di vedere e di pensare di gran parte della gioventù. Cioè hanno presentato un modello di società, no? Tutto così, hollywoodismo, all'americana, no? Che sembrava aver conquistato definitivamente, invece non era niente, però ha inciso sui nostri, e lì c'è anche un cambiamento della moda, c'è un cambiamento della musica, c'è un cambiamento, no? E lì questi distacchi, separazioni, sempre sull'onda di queste cose qua, che comunque ha preso sempre chi non aveva una radice culturale, umanistica, vera, non sull'onda del capriccio, dell'esaltazione del momento, no? Perché ci sono stati anche eroi nell'esaltazione del momento, per amor di Dio, però dopo finiva lì, insomma, no? Non siamo stati capaci di garantire la continuità di quelle conquiste. No. Certi partiti sono dimostrati conservatori rispetto a quanto stava succedendo, no? Ma il mio conservatorismo non c'è altro termine però è diverso dal conservatorismo dell'oppositore, di quello che è, no? Di un padrone, di un partito al potere, è diverso, no? E questo ha creato confusioni che sono finite in divisioni, e cioè quando si polverizza la forza, o c'è una gran scopa che tira vicino tutto, o se no l'aria porta via. Non so come dire. Ed è successo, insomma, così, ecco. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Beh, in questione delle canzoni non sono mai riuscito a interessarmi, a memorizzare, anche se mi piacevano,
no, però non era è sempre stato fuori dalla mia... non sono mai riuscito a... Invidio le persone che ricordano parola per parola canzoni di 50 anni fa, di quando erano giovani, le sanno cantare in coro. Questa roba mi dispiace, ma non sono riuscito a inquadrare. Un libro. I libri sono tanti. Un libro che mi ha fatto piangere è Come fu temprato l'acciaio di Nikolaj Ostrovskij, classe 1906 credo, e muore nel 32, 33, adesso non ricordo bene. Anche questa è la storia legata alla rivoluzione d'ottobre. Mi ha commosso perché in maniera molto differente, per fortuna, più leggera, via, è somigliato un po' alla mia esperienza di giovane lavoratore, no? Di bambino che vedeva il mondo, che credeva a certe cose. Un libro che poi è premio Lenin, insomma, no? Ed è scritto non da un professore, con tutto il rispetto per i professori, scritto da un ragazzo che poi fu cacciato dalla scuola, alle scuole elementari, fu cacciato dal prete, andò a lavorare subito, con dei sacrifici incredibili, delle sofferenze indicibili. Poi nel mondo del lavoro appunto incontra dei compagni che si interessavano a questa rivoluzione, a questo tentativo di far stare meglio la gente, che di rivoluzione non si parlava, di far stare meglio la gente, di avere qualche diritto in più. E questo passa attraverso dei sacrifici indicibili, con determinazione. E questo libro lo scrive da cieco. Per lui venne ferito alla schiena in una situazione di guerra, dunque ho detto è del 6, del 4, del 6, adesso non ricordo bene, e muore nel 32, non so se è arrivato a 30 anni, no? E lui scrive questo libro di memoria da cieco. E scrive tutte... no? Per continuare a partecipare alla lotta, per poter dare il suo contributo anche da invalido a me è arrivato questo suo messaggio e il titolo Come fu temprato l'acciaio, dà proprio l'idea di cosa fu il sacrificio di quella gente lì, sacrificio del quale poi abbiamo beneficiato tutti. La gente non lo sa, cioè trascura questo episodio, questo non valuta nel modo giusto, non dà il giusto peso a quello che fu l'esperienza della rivoluzione d'ottobre. Diede dignità ai lavoratori del mondo, forse meno a loro che l'hanno fatta che no agli altri, no? Perché i padroni, con la paura che scoppiasse la pentola, erano stati costretti a mollare, no? E a dare maggiori... Ecco perché non è avvenuto poi quello che speravano loro, la rivoluzione totale, no? Perché? Perché i padroni dall'altra parte hanno mollato e allora sei contento a trattare, finisce che ti accontenti, sei sempre stato male, no? Ti danno 10 lire in più e la rivoluzione l'hanno rinviata e oggi stiamo soffrendo anche questa situazione. Il libro è quello lì, il film, per collegarmi a quegli anni, un film... se ne parlava, no? Sì, a parte
Spartacus, no? Di Kubrick, che dopo lo fece l'attore americano Kirk Douglas sulla sceneggiatura di Dalton Trumbo, no? Trumbo, no? Un film che importante perché rappresentò, significò il rientro di Dalton Trumbo della squadra dei grandi sceneggiatori hollywoodiani, perché fu cacciato via, si fece un anno di prigione perché col maccartismo fu condannato, fu processato per comunismo e si fece queste robe qua. E prese 2 Oscar con pseudonimo, facendo firmare le sceneggiature ad altri, per cui un personaggio notevole. Ma non è questo. Quello che dico sconvolse, insomma, fu Solaris. Quel film, adesso io non ricordo il nome, sì, quello lì, no? Dove questo esuberante uomo, essere umano, no? Che prende, va e via, no? Si trova a fare i conti e in realtà non è il pianeta Solaris, questa sua magma intelligente che, no? Ma è il bagaglio delle nostre interiorità, delle nostre problematiche alle quali sappiamo rispondere, non sappiamo rispondere, alle domande di fronte alle quali cerchiamo di aggirare, no? Ecco, quello è stato un film che mi aveva in qualche modo aperto una porta nel fantastico, ma un fantastico visto con gli occhi intelligenti, no? Che poi l'autore era un polacco di questo racconto, no? E anche quello l'ho associato, ho detto, ma guarda un po', vengono tutti da quella parte, c'è questo Karel Čepak, no? Che scrive 1924 Ruhr, la rivolta degli automi, che è quello che per la prima volta usa il nome robot per definire questi omuncoli, no? Meccanici. E poi scrive anche La rivolta delle salamandre, insomma, anche quello fantascientifico, sempre in quegli anni, no? Incredibile. No? Anche se noi non siamo secondi, perché a me risulta che il primo libro di fantascienza l'aveva scritto il nostro amato Ippolito Nievo, no? Storia filosofica dei secoli futuri, dove, e quindi lui lo scrive nel 60, in 2 mesi, fra gennaio e febbraio, dopo sono partiti per la spedizione dei 1000, e ha lasciato giù il manoscritto, scritto dove appunto racconta questa... Lui prevede il mondo fino al 2222, no? Fa tutta questa visione. E ci sono gli omuncoli, i robot, invenzione di inglesi, nasce in Inghilterra la storia, no? Costruttori di macchine da cucire, uno lì forse mette vicino ingranaggi, riesce a costruire, che è straordinaria come storia. No? Poi la riprendiamo appunto con Čepak, almeno saranno altri, io non è che ho questa grande conoscenza, vedo un titolo, mi piace, lo prendo, lo leggo, non è che so tutte le robe, però poi associ, dice, guarda questo qua prima, questo qua dopo, chissà chi ha preso da chi, no? Perché, per come, no? Anche se gli automatismi nella storia sono già nel 700, nel 600, già, no? Però a vedere di lì, da un astrolabio, da un strumento, a vedere un uomo meccanico che fa certi servizi, non ci vuole fantasia. Il libro è quello, il film è questo, insomma, no? Questa è la mia esperienza.